Siamo con Alessandro Vianello, candidato al Consiglio Comunale di Venezia, nella lista Venezia Domani, che sostiene la candidata Zaccariotto. E parliamo di quelle che sono le battaglie che lei vuole continuare, perché è già stato in Consiglio Comunale nella scorsa appunto consigliatura, prima nelle file della Lega Nord e poi come prima il Veneto punto. Allora ricordiamo le battaglie partendo proprio da una simbolica, quella contro il villaggio Sinti. Poco tempo fa Salvini ha parlato di abbattere i campi rom con le ruspe, ma invece qui questo non è un campo rom, è un vero e proprio villaggio, però lei dice che ci sono tante cose che non vanno, tante cose da denunciare. Quali? Beh, l'elenco è molto lungo, dagli abusi edilizi che non sono quasi mai stati toccati, se non dopo decine di solleciti da parte del sottoscritto, dalle bollette che non vengono pagate, dagli affitti che non vengono pagati. All'interno di quel residence, perché non è non è un campo ma è un residence anche particolarmente lussuoso, succede di tutto. Bisogna riportare la legalità, riportare le regole, in quanto le regole vengono fatte rispettare da tutti gli altri cittadini del Comune di Venezia, invece a quella comunità che di fatto è una comunità residente in questa località, in questo comune da sempre, non viene fatta rispettare la legge come nel resto della città. Bisogna riportare la legge in tutta la città di Venezia. Lei dice che è un residence lussuoso, però all'interno delle abitazioni si dice che piove dentro, che ci sono vari problemi strutturali. Anzi, molti residenti sono lamentati nei confronti del comune, quindi della passata amministrazione di centrosinistra, di non aver fatto un buon lavoro. Ma io ho visto le case dall'esterno, so che sono case riscaldate anche col pellet per dare la possibilità ai residenti di risparmiare sull'energia, stufe pellet che sono state pagate da noi del Comune di Venezia, quindi da tutti i cittadini, la manutenzione ordinaria di solito viene fatta dall'inquilino, questi sono abituati a chiedere tutto e non dare nulla, questo deve cambiare nel Comune di Venezia, chi chiede troppo e non dà niente deve essere messo in riga. Altre battaglie che proseguiranno se verrà appunto confermato in Consiglio Comunale, quali saranno? Assolutamente la lotta al degrado. Questa città vive ormai una situazione di degrado generalizzato che ha colpito la terraferma, il centro storico di Venezia e le isole. Questo deve cessare al più presto. Abbiamo il problema della prostituzione che ormai ha invaso l'intera città, ci sono strade intere come il Terraglio, via Piave, molte strade di Marghera, alcune strade di Campalto che soffrono il problema della prostituzione. La criminalità ormai è all'ordine del giorno, nei parchi non si può più stare, in alcune vie non è possibile più uscire di casa all'imbrunire. Questo non è un modo buono di vivere e un'amministrazione seria deve provvedere in modo tale da dare la possibilità ai propri cittadini di vivere sereni a casa propria. Per quanto riguarda la prostituzione, quali sono le azioni che si possono mettere in campo? Si può tentare di regolamentarla in qualche modo? Ma la regolamentazione sta in capo al governo nazionale, il comune può semplicemente far rispettare le leggi. Oggi ci sono delle leggi, non sono quelle della tolleranza, perché attualmente la tolleranza non è concepita dalla legge italiana, ma c'è quella del contrasto. Noi dobbiamo contrastare fino a quando non ci sono leggi diverse che ci permettono di adottare delle soluzioni alternative a quelle della repressione. Quindi sarebbe favorevole a che cosa, per esempio, non so, a dei parchi dell'amore o a che tipo di soluzione? Ma io credo che bisogna valutare tutte le alternative possibili per risolvere il problema. La prostituzione, come sappiamo, è il mestiere più antico del mondo, però non può rimanere in strada, non può infastidire la gente, non può creare problemi al traffico. Il comune deve in qualche modo utilizzare gli strumenti che ha a disposizione. In questo momento lo strumento a disposizione è quello della repressione. Va appunto eliminata la prostituzione sanzionando le prostitute, sanzionando il cliente e creando qualsiasi deterrente necessario per ridare dignità a molte strade della nostra città.